Perché se Berlusconi avesse dato all'Italia quei milioni di posti di lavoro in più, quella riduzione delle tasse, quella crescita del benessere, la gente potrebbe perdonargli anche le sue intemperanze. Il problema è che la destra ha fallito disastrosamente nel grande sogno in cui aveva in qualche modo sedotto l'Italia, in particolare la parte più umile, più semplice degli italiani, quest'idea che lui, il grande imprenditore che era stato così bravo a diventare ricco lui, tolta di mezzo la politica, avrebbe fatto diventare ricchi tutti gli italiani. E si è dimostrato non solo che lui ha semplicemente continuato ad essere bravo a diventare ricco lui, diciamo, attività nella quale ha continuato ad essere piuttosto efficace, ma si è dimostrato che il populismo, lo spirito aziendale, l'idea privatistica della politica sono incompatibili con il progresso di un grande paese civile. Si chiude una stagione che non è solo il governo di una persona, ma è una cultura che ha portato indietro il nostro paese, lo ha fatto arretrare dal punto di vista civile, culturale. Ha seminato non soltanto enormi guasti nell'economia, noi siamo fermi, non perché c'è la crisi mondiale. Noi siamo fermi mentre l'economia del mondo riparte. Noi siamo fermi, fanalino di coda. Nessuna riforma, nessuna politica per l'occupazione, nessuna politica per il mezzogiorno. L'unico governo del mondo che ha affrontato la più grande crisi dopo quella del 29 dicendo che la crisi non c'era. E basterebbe questo, diciamo, per rendersi conto di quale classe dirigente noi abbiamo avuto e che poi non ha avuto nessuna strategia. L'America, che è stato l'epicentro della crisi, è in piena ripresa economica. Sia perché Obama ha detto la verità agli americani, sia perché non solo ha denunciato la crisi, ma ha messo in campo una politica per lo sviluppo, per il lavoro, per le energie alternative, per la ricerca scientifica, per la ricerca biomedica. Ha cercato di delineare una nuova frontiera dello sviluppo. Noi nulla. Noi abbiamo assistito, siamo l'unico governo al mondo che ha disincentivato le energie alternative, che ha presentato un documento in Europa per lo sviluppo il cui cuore era la scelta nucleare, dopodiché l'ha tolta perché Berlusconi ha paura del referendum, ma non per il nucleare, L'altra cosa, l'uomo è versatile, non interessa molto del nucleare, ma c'è un'altra cosa che lo tocca personalmente, che è, come ovvio, l'unica agenda vera di governo. Far durare il governo fino alla prescrizione dei reati. Questa oramai è la scadenza costituzionale, che non perché debba fare delle riforme. Fallimento economico, fallimento nel campo della politica fiscale. L'altro giorno, succede sempre in campagna elettorale, le campagne elettorali sono i momenti più creativi per la destra. L'altro giorno il ministro Tremonti, Tremonti è un uomo molto intelligente, anche simpatico, preso a piccole dosi, diciamo. Però l'altro giorno il ministro Tremonti ha detto: ma il fisco nel nostro paese è irragionevole. Non so se avete letto questa intervista. Ma le ganasce, ma come si fa? Dico, se non fosse che lui è ministro delle finanze da quasi 10 anni, se fosse un viaggiatore irlandese, diciamo, che arriva in Italia, questo discorso sarebbe interessante. È
totalmente incredibile, è totalmente incredibile. La pressione fiscale è al massimo storico. La pressione fiscale quest'anno, 43,8, è più alta di quando fu nell'anno dell'euro, quando noi dovemmo mettere la tassa dell'euro e poi la restituimmo ai cittadini, con un gesto, diciamo, di fair play che non aveva precedenti e non ha avuto seguiti, diciamo. Ecco. Quest'anno è più alta ancora. Così come disastroso è il fallimento nel campo del funzionamento della pubblica amministrazione. Vedete, la Lega 10 anni fa, nel 2001, ha conquistato il potere insieme a Berlusconi e da allora si è aperta questa fase così negativa della vita italiana e noi non siamo stati capaci, per le nostre divisioni, di interrompere questo, perché dopo la vittoria del 2006 non siamo stati in grado di tenere unito il governo, al di là di una parentesi troppo breve. Quando la Lega vinse sulla base di una parola d'ordine molto suggestiva, che bisognava ripulire Roma ladrona, ridurre il peso di Roma ladrona, diciamo. Ora, io ho visto qualche giorno fa una graduatoria internazionale, c'è un organismo internazionale, un organismo neutrale di grande autorevolezza, si chiama Transparency, studia l'efficacia e la correttezza delle amministrazioni pubbliche. Noi, quando la Lega vinse le elezioni, eravamo 29esimi in questa graduatoria, adesso dopo 10 anni di cura leghista siamo 67esimi, cioè da quando loro sono lì Roma è ladrona un po' più del doppio di prima. Questa è la classifica certificata. E d'altro canto l'inefficienza, noi abbiamo tagliato la spesa per la scuola, la ricerca e l'università, unico paese al mondo, ma la spesa pubblica corrente è cresciuta. E in questo c'è, come dire, in breve sintesi, un bilancio della incapacità di governo della destra. Questa è la ragione per cui il Paese vuole cambiare. Non perché Berlusconi dice le parolacce, ma perché noi siamo di fronte ad una crisi drammatica, ad una assoluta incapacità a fare le riforme che sono necessarie, a mettere in movimento il Paese, ad aprire una possibilità alle nuove generazioni. Il risultato più negativo di questa assenza di una guida politica è il dramma della generazione nuova. Questa è la vera priorità del Paese, perché vedete noi l'abbiamo sfangata grosso modo. Abbiamo vissuto un'epoca di crescita economica, di allargamento dei diritti del lavoro, ma oggi noi abbiamo un terzo della gioventù e in questa parte d'Italia più della metà esclusa dal lavoro, e quelli che ce l'hanno conoscono il lavoro soltanto come un'esperienza incerta, precaria, su cui non si costruisce una prospettiva di vita. E che pensioni avranno i ragazzi che vivono di contratti di 3 mesi in 3 mesi? Siamo di fronte ad un enorme dramma, ad uno spreco di intelligenze e di talenti che dovrebbe essere la principale questione della vita nazionale. E invece siamo imprigionati a inseguire i problemi, il Parlamento umiliato in una condizione veramente, diciamo, dolorosa per chi ci sta. Io devo dire, persino sento a volte degli slanci di solidarietà verso dei padri di famiglia, insomma, che stanno dall'altra parte costretti a votare dei pezzi di carta dove c'è scritto che Ruby è la nipote di Mubarak, diciamo, ecco, perché il Parlamento viene convocato per queste altissime finalità, decise dall'avvocato Ghedini,
il quale, siccome nell'udienza della prossima settimana, perché questa è l'agenda della politica di un paese che dovrebbe pensare al suo futuro, deve poter eccepire ai magistrati di Milano che loro stanno perseguendo uno statista che ha agito nelle sue funzioni per evitare una crisi internazionale, insomma, ecco. Ma sì, noi possiamo sorridere, ma tutto questo rimane lì a perenne vergogna, incancellabile vergogna. Ecco. Quindi il divario tra questa condizione della società italiana e la condizione della politica, stretta dalle questioni personali di un capo declinante, circondato da un ceto politico di serie B che non è in grado di fare quello che in qualsiasi paese democratico si farebbe in una condizione di questo tipo. Quando un partito ha un leader che è messo così, lo cambia in tutto il mondo civile. Qui non è possibile, perché lui non è il leader, lui è il proprietario di quel partito, e quindi è una condizione di prigionia. E noi dobbiamo liberare il Paese da questa condizione di prigionia e avviare un'opera di ricostruzione, affrontare i veri problemi, compreso quello che può sembrare più impalpabile, perché non ha a che fare né con l'economia né con lo Stato, ma che forse è la questione più profonda, cioè il danno più grave che il berlusconismo ha prodotto, e cioè la corrosione di quei valori comuni, di quell'etica pubblica condivisa, senza i quali una società non sta insieme. E qui è qualcosa, lasciatemelo dire, questo è un problema che va oltre la destra e la sinistra. Si tratta di rimettere la nostra convivenza, il nostro agire comune su basi moralmente sostenibili. Vedete, un paese nel quale una ragazza che vuole un lavoro si sente rispondere dal capo del governo, non dal guappo che si trovasse un fidanzato o un amante ricco, è un paese che comunica valori sulla base dei quali non si costruisce nulla. E questo è E vedete, anche per questo io credo che è bella questa battaglia cagliaritana, anche perché è in campo una personalità giovane, un paese che non è un paese per giovani, diciamo, non lo è per nulla, che si è fatto strada con la sua forza e che rappresenta un bel segnale di innovazione. Credo che all'indomani del ballottaggio Massimo sarà tra le grandi città italiane il sindaco più giovane. Il che è un bellissimo segnale per questa nuova generazione, perché il messaggio, che secondo me ha un significato che va al di là dei confini di Cagliari e della Sardegna, è che c'è spazio per questa nuova generazione. C'è spazio. Questo paese non è loro ostile. Guardate, neanche il Partito Democratico è ostile ai giovani, come si dice, perché in realtà è un partito nel quale, lo dico perché io sono voluto venire, anche perché, diciamo, siccome vengo dipinto come quello che vuole fare ostacolo, diciamo, non voglio fare ostacolo a nessuno, diciamo, e penso onestamente che il compito della mia generazione è quello di accompagnare una nuova generazione che si affermi sulla scena della vita politica. E anche per dovere, diciamo, io ho detto oggi, ma non è una verità, quando io ero molto giovane e iniziai ad avere delle responsabilità di rilievo nella vita politica italiana, in un partito dove nessuno poteva
neppure pensare di rottamare i vecchi, diciamo, però non dico dire che ci sarebbero state delle punizioni corporali, ma neppure pensarlo, ecco.